Buonasera, siamo qui con Marco Tremolada, autore di un'ottima prestazione e di 2 reti questa sera. Dici Marco, cosa ne pensi della partita? Sì, una partita comunque complicata, non un Seregno brillantissimo, sicuramente un po' sottotono rispetto allo scorso weekend, ma comunque abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo recuperato uno svantaggio di una rete, siamo riusciti anche ad andare avanti, ma complimenti al Bassano per non aver mollato e aver con fermezza ripreso la partita. Dici cosa hai provato dopo la ottima rete che hai realizzato per il momentaneo vantaggio del 5-4? Ma sicuramente sarebbe stato un risultato che avrebbe fatto piacere a tutti, anche perché avrebbe un po' ricambiato il lavoro che stiamo mettendo in queste settimane, in queste ultime gare di campionato. Siamo tutti concentrati e molto presenti, e quindi era un gol che ci avrebbe fatto prendere 3 punti che meritiamo secondo me. Ma comunque è andata così, non fa niente, testa settimana prossima, un'altra gara importante a Tiene. Ti chiedo anche Marco un parziale bilancio a qualche partita dalla conclusione di questa stagione che vede, ricordiamo, un Seregno pienamente in corsa per i playoff. Sì, diciamo che rispetto agli scorsi anni e alle premesse della Coppa Italia non possiamo che essere contenti, ma comunque tutto è dovuto e quello che stiamo raccogliendo è frutto principalmente del lavoro che mettiamo tutte le settimane, quindi non molliamo e andiamo avanti nonostante i 2 punti sfumati. Grazie mille, un saluto.